Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Borgo Borzellino con i cavalli che ormai hanno preso possesso della struttura. Quindi Borgo Borzellino Nasce nel 1940, in epoca fascista, ma nel 1943 i lavori vengono fermati, appunto a causa della guerra. Sono sbarcati gli alleati, Sì. sono fermati i lavori. E poi vengono ripresi e terminati nel 1955. In realtà questo borgo era diverso dagli altri borghi perché era vicino ad un centro abitato, San Cipirello. A differenza infatti degli altri borghi che invece erano vicino comunque campi e campagne da coltivare. E quindi era pensato come un borgo più d'élite. Ma in realtà dopo che i lavori furono terminati nel 1955 il progetto presentava delle imperfezioni e addirittura era stata dimenticata la chiesa. Si sono dimenticati la chiesa, che doveva venire lì, su questa montagnetta. E quindi in seguito poi al terremoto Dopo il famoso terremoto del Belice, questo borgo fu abbandonato. è stato lasciato a se stesso. E adesso andiamo a vedere cosa c'è di interessante, se non i cavalli. Non abbiamo notizie di cosa fossero gli edifici. Questo sembra tipo una scuola. Vedete, questo edificio non è proprio messo benissimo, qua è crollato tutto. Comunque credo che questa fosse proprio la scuola, perché questa doveva essere secondo me un'aula con le finestre. Questo coso che pende là sopra è veramente inquietante. Però io non mi avventuro oltre, perché questo lato della struttura, come potete vedere dalle crepe, questa è una crepa, non è molto sicuro. Questo praticamente è sotterraneo o scantinato, credo. E qui sentite i rumorini bellissimi delle finestre che sbattono. Peccato che non è rimasto praticamente niente, sono tutti dubbi. Sono queste cose. Vedete, il carotaggio della terra, quindi qualcuno è venuto a fare studi sul terreno.
Questa cos'era? Questo stabile. Abbiamo trovato dei documenti, questo penso era una cucina. Questi sono documenti e carte da lavoro, ma non c'è scritto niente, quindi non riesco a capire che cosa sono. Però sembrano comunque documenti di magazzino, ufficio, insomma. Ora, l'unico dubbio è là dentro come cazzo ci entriamo, perché ci sono i cavallini. Johnny, buongiorno. I piccioni ci fanno sempre compagnia in queste avventure. Questo tetrissimo proprio. Qui purtroppo ragazzi mi sa che non si può salire, perché a parte che come potete vedere il tetto ovviamente ci sono delle tegole in bilico che da un momento all'altro potrebbero cadere e non mi sembra tanto sicuro, anche perché la scala è molto crepata. No, purtroppo non riesco a vedere nemmeno quello che c'è, ma non si può salire, è troppo pericoloso. Andiamo a dare un'occhiata nelle altre strutture. Ah, qua è dove hanno fatto i carotaggi per terra. Non so però che cosa servissero. Salve, buongiorno. Perché se qua sbattono di continuo e rendono tutto veramente molto inquietante. Poi c'è una giornata di vento. Io non vorrei ritrovarmi faccia a faccia con i cavalli. No, un frigo. E qui ci sono i nostri amici cavalli. Qui praticamente è finita, c'era questo portico, però era bellissimo perché hanno tutta questa struttura qua con tutti questi portici, era fatto bene questo borgo, cioè si vede che è un borgo d'élite, esatto, cioè non è uno di quelli campagnoli, è solo magari fatto per i contadini. Questo si vede proprio che è un borgo che è stato abitato. Qua c'è sicuramente una stalla. Sì, queste tutte come stalle sono state, c'è la paglia a terra. Buongiorno. Fanno un bordello. Vedete questo? Ormai è diventato insomma un rifugio per cavalli. Guardate che c'è qua. Questa deve essere una casa e secondo me una delle ultime, no? Questo è un contatore vecchissimo. C'è la cucina.
con le bottiglie, i piatti, scarpette. Incredibile, questa sarà stata una casa esplosiva, ovviamente vandalizzata. Padrone di casa, buongiorno, salve. Magari ci allontaniamo un po', non si sa mai con i cavallini. Siamo riusciti a evitare i cavalli. Abbiamo raggirati. Vediamo ora quest'ultima parte di struttura. Qui è bello, sembra che ci sia stato un incendio. Tutto nero, tutto bruciato. Salire su. Buongiorno. Si sale alla torre. Si sale alla torre. Balcone vista cavallo. Guardate che meraviglioso. Deve essere veramente un posto bellissimo. Comunque un posto pieno zeppo di piccioni c'è. E scendiamo, va. Purtroppo i secondi piani delle case sono praticamente inagibili, tranne questo dove siamo stati, che secondo me era una scuola, e tutti gli altri sono veramente in condizioni pessime ed è un peccato. Bene ragazzi, abbiamo finito l'esplorazione di Borgo Borsellino, abbiamo potuto far vedere il possibile, visitabile. Speriamo che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e alla prossima.